escluso i responsabili, cioè le 5 liste che hanno affrontato Angelo Tavolo, quindi a questo punto darei proprio la parola ad Angelo Tavolo. Sì, grazie. Io ringrazio i partiti che hanno dimostrato proprio con le dimissioni come sia prevalso l'interesse politico al piacere o al legame alla sedia, perché come dall'altra parte tutti gli 11 consiglieri che si sono dimessi sono consiglieri che hanno corso per farsi eleggere, che hanno speso del proprio, che si sono dati da fare, quindi hanno rinunciato a tutto questo, quindi a tutto quello che era stato il loro impegno personale per un obiettivo politico, quello di riportare chiarezza e trasparenza all'amministrazione di Portogruaro. E quindi il discorso su Bertoncelli io lo lascerei perdere. L'ultimo ricorso dimostra che qui siamo in una situazione preoccupante di stabilità non solo politica ma di stabilità umana anche di fronte ai problemi che invece abbiamo di fronte. Noi ci saremmo aspettati un senso della realtà, cioè come i partiti del centro-destra si sono subito dichiarati disponibili con il commissario a collaborare per far sì che il commissario possa svolgere tutte le azioni dell'amministrazione politica di Portogruaro, che non è solo ordinaria ma può essere anche straordinaria. Chiaramente il commissario ha detto: io faccio tutto quello che è ordinario, logicamente, quello che è straordinario se c'è l'intesa, l'accordo tra le parti. Allora tutte quelle promesse di disponibilità, mettiamoci d'accordo su 3 punti che interessano la città e su quelli possiamo raggiungere l'accordo, la stessa cosa si può fare attorno a un elemento neutro, indipendente, che è il commissario. C'è che il fatto poi di queste campagne di stampa, io devo dire che mi dispiace che qui non ci sia il giornalista del Popolo, ma vedere una pagina di un giornale diocesano usata completamente per fini politici di parte, quali progetti a rischio e quali no con il commissario, SMF, i lavori vanno ma la terza consiglio, cittadini soli, cioè questo è un giornale diocesano di cui il vescovo, e questo potete tranquillamente trasferire, io invito il vescovo di Concordia a fare il pastore delle anime e non l'immobiliarista, perché questo deve essere la responsabilità degli uomini di Chiesa. Quando gli uomini di Chiesa dimenticano e quando il giornale ufficiale della diocesi, anziché preoccuparsi della situazione della gente, della situazione dei ragazzi che si drogano, cioè della situazione della società, si preoccupano dell'addizione del PAT e rischio il blocco per la cittadella sanitaria e l'opera sul Pio X. E qui facciamo adesso i discorsi sulle opere, ma il Pio X chi ci garantisce che effettivamente là si possono fare i parcheggi? Allora è un interesse, non ce l'abbiamo questa certezza, è il motivo per cui noi abbiamo manifestato dubbi su quel progetto. Non è perché siamo contro alla Chiesa, è perché vogliamo preoccuparci dei cittadini, e se approviamo il progetto e poi non è possibile fare il parcheggio sotterraneo, cioè quale vantaggio i cittadini hanno da un'operazione come questa? Quali vantaggi e quali svantaggi invece? Cioè noi vogliamo che le cose siano trasparenti, allora è bene che anche il vescovo cominci ad essere neutrale, a usare la propria autorità pastorale per essere pastore di anime e non un indirizzatore di linee politiche. Questo ditelo pure tranquillamente, perché credo che questa pagina di giornale veramente è una pagina che dà spazio a quel terrorismo psicologico di cui Portogruaro non ha bisogno. E vediamo dopo le cose da fare. Le cose da fare. Una l'ha ricordata Piero prima, cioè sembra che il commissario non possa fare niente. Intanto il commissario fa tutte le cose che sono in regola. Se le cose sono in regola si fanno. Se ci sono le disponibilità di bilancio si fanno. Lui non ha nessuna limitazione. Non ha nessuna limitazione. Si era detto, se il commissario non c'è più il teatro, non si farà più la stagione teatrale. È stata presentata la stagione teatrale tranquillamente. Vuol dire che non dipendeva il commissario. Ma perché non si finisce il teatro? Non perché c'è il commissario, ma perché non c'è né il progetto né i soldi per il completamento. Bertoncello lo ha inaugurato per motivi elettorali, ma non si era preoccupato di dire
Dove sono i soldi per completarlo? Dove è il progetto di completamento? Per cui adesso le compagnie verranno e avranno i camerini inadeguati. Quindi e questa è una cosa che non è colpa del commissario se non si fa, è colpa di chi ha amministrato e ha pensato per 5 mesi a fare le cose e a spostare anche le risorse finanziarie per fare le cose elettoralistiche, non programmare il futuro, non guardare il futuro. Sull'organizzazione del personale, ricordava prima Marzio Fava, avete detto conto che a Portogallo ci sono 10 strutture direzionali in cui solo 4 sono gestite da dirigenti, le altre sono figure intermedie che hanno incarichi di direzione, magari sono quelli che regolano anche, gestiscono realtà importanti come i grandi eventi di Portogallo, sono premi elettorali. Noi chiederemo al commissario che riorganizzi il comune di Portogallo secondo la logica della funzionalità e non della non funzionalità. Lo stesso c'è qualcuno che ha detto non si farà più la Fiera di Sant'Andrea. Perché non si fa la Fiera di Sant'Andrea? La Fiera di Sant'Andrea in passato la organizzavano le categorie economiche oppure la Proloco, è il comune che ha voluto prenderla a sé. Adesso vedremo se le categorie economiche, se la Proloco, se ci sono previsti in bilancio i fondi per fare queste cose, perché se chi ci ha lasciato, l'ex sindaco, ha lasciato un'amministrazione senza avere più le disponibilità finanziarie, ma non sarà mica colpa del commissario, è colpa di chi non ha previsto le disponibilità finanziarie per fare questo. La Fiera di Sant'Andrea, magari intorno a Milano, ma si farà. Leggevo, anzi c'era ieri credo su Teleporto, un servizio su una fiera importante in Friuli che per la crisi economica ha ridotto completamente, ha dimezzato le disponibilità finanziarie. Si sono messi, hanno tirato sulle maniche, hanno lavorato, c'era una serie di interviste che chiedevano come sta andando la fiera. Benissimo. Abbiamo ridotto le spese ma abbiamo aumentato l'entusiasmo, abbiamo valorizzato i prodotti locali anziché andare in cerca delle piadine emiliane, eccetera. Cioè, alla fine il problema non è un problema di commissario, il problema è di come si fanno le cose. Come si fanno le cose? Allora il commissario non bloccherà niente perché la SMR, cioè la metropolitana di superficie, viene fatta, i sottopassi verranno fatti, le cose che sono in regola verranno regolarmente fatte. Però se ci sono cose che non sono coperte da bilancio, eccetera, non verranno fatte. Non solo, ma verranno fatte anche se siamo d'accordo. E questo è l'invito nostro. Anziché fare ricorsi ulteriori, anziché fare campagne, continuare una campagna elettorale che per Bertoncello probabilmente è cominciata a gennaio del 2009 ed è ancora in corso, forse nessuno l'ha avvisato che le elezioni si sono state fatte. Se anziché fare campagna elettorale comincia a dimostrare nei fatti che lui è interessato ai problemi della città, se lui è interessato ai problemi della città, anziché fare i comunicati, i messaggi, comincia a dire, io vedo alcuni punti importanti, su quei punti sono disposto a discutere con il commissario e dire che siamo disponibili con l'opposizione a vedere le soluzioni. C'è la possibilità di fare le piste ciclabili a Lugnana, c'è il bilancio, la provincia ha previsto il bilancio, c'è tutto in regola, basta per fare una firma. Se noi siamo d'accordo il segretario l'ha fatto, lo ha detto chiaro e tondo. Il segretario ha dichiarato subito, il commissario ha dichiarato subito la disponibilità a lavorare negli interessi della città. Io sono convinto che in questi mesi, se anziché farci le guerre, cominciamo a ragionare, a guardarci in faccia, a vedere i problemi, il paese non perde assolutamente. Bene, grazie Angelo. Allora, prima di dare la parola conclusiva al nostro senatore Paolo Scarpa, volevo solo ricordare ad Angelo in merito alla metropolitana di superficie che proprio il 30 di questo mese inizieranno i lavori.